Bella raga, ciao a tutti dal Commendone veneziano, fioi europei impossibili, Italia, dove arriviamo arriviamo, se andiamo in finale facciamo tutto in un video, fa un cuore. Squadra purtroppo un po' così, vediamo se possiamo migliorare qualcosa, ma la vedo dura perché la squadra è abbastanza una pippa. Questi sono veramente i mondiali e gli europei impossibili con questa squadrazza. Povera Italia, come siamo ridotti. Italia versus Albania. Guardali. E forza Italia. La tensione sale. Non si ferma il nostro viaggio, siamo al Böfenbe Andiamo. Stadion di Dortmund, teatro di questa sfida. Un saluto a tutti i telespettatori, chiaramente io non sono Bisogna solo provare a come vincere sempre l'europeo. Cellele Adani. È il loro primo impegno in questo campionato europeo, in palio ci sono 3 punti importanti per la classifica e per il Pesanti come un morale. film di Sfida che mette Fassbinder. contro Italia e Albania. La fase a gironi rappresenta il primo scoglio verso traguardi più importanti, perché sono partite capaci di esaltare, Ma stai ma anche buono. di riservare amare sorprese. Cos'è fondamentale? È fondamentale lasciare meno punti possibili per strada. Dai, davvero? Cattiva gestione E si della va a palla. Barella. Il mitologico Barella. La dà indietro. La Jorginho. Jorginho. No, Jorginho. Una Italia che delle manda in campo pippe questa più formazione. atroci. Gigio Donnarumma tra i pali. Bravissimo Di Lorenzo. Insieme a Barella al centro. Un'Italia meravigliosa. Che potrebbero garantire una certa pericolosità in attacco. Barella. Barella. Sui piedi il pallone di Ah, vantaggio. peccato. Grande intervento del portiere. Jorginho la mette in mezzo. Scamacca. Non ci credo. Che sfiga. Palla che termina fuori di un solo. Si era inserito con i tempi giusti, gli è mancato giusto quel tocco di precisione in più. Stiamo dominando. Iniziale dell'Albania. Modulo con assetto decisamente difensivo, difesa 5 senza rinunciare però alle 2 punte. Schieramento molto duttile, Pier. Elastico. In fase di spinta i due esterni bassi possono alzarsi per dare una mano al centrocampo e diventare ali aggiunte. Dai fioi. L'arbitro applica il vantaggio. Asani. Azione che si fa Da vincere con l'Albania ragazzi, è la più scarsa del girone. Senza problemi qui per la difesa. Distendiamoci Beppe, distendiamoci. Madonna, azione sublime, non sembra neanche l'Italia. Scamacca. No. Tiro a dir poco afrodisiaco. Dai Beppone, dai Beppone. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Dai che tante volte con l'Italia riusciamo all'impresa perché comunque noi siamo italiani e quando giochiamo con l'Italia c'è sempre quella carica in più. Aslani. L'arbitro dice che c'è il vantaggio. Dai, 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 dai. Sfuma qui. Ma dai, ma per cortesia, ma per cortesia. Attento qui il difensore che allontana. Ottimo. Vai Scamacca. Chiesa. Vai Dima, Dima. Viene avanti palla al piede. Chiesa. Chiesa! C'è il pallone in rete, si sblocca il match. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Very compliment Kume, very compliment, very compliment, very compliment. Aslani. Ramadani. Cercano uno spazio interessante. Si chiude qui la prima parte del match. Vai. Secondo tempo che ha avuto inizio. Perde il pallone, attenzione. Jorginho. Scusate ragazzi se commento poco, ma sono in un periodo molto curioso. La stanchezza è tanta, però ve l'ho promesso, l'Europeo è possibile con l'Italia e non può non arrivare. Cesa.
bilancio. Il nostro cattedrale per Pellegrini, incredibile. E c'è il gol e adesso sono avanti di 2. Sublime questa Italia, sublime come, sublime. Per 2-0. Balliu. Che Italia, che magari anche così nella realtà. Palla spazzata via. Ska per Macca. La appoggia su Broia. Bravo, bravo Gigio. Donnarumma, perché sarà sempre un po' dolla e un po' rumba. Intercetta palla, vediamo se la sfruttano. Vai Chiesa. C'è spazio per la ripartenza. E come si distende l'Italia, signori. Di Marco, Dima. La mette in mezzo. Risolve problemi. Jorginho. Ah, peccato. La deviazione sul tiro. Ce ne andiamo in Serie A. Due squadre che sono garanzia di gol e di spettacolo. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. Occhio. La tiene bene, adesso può provare a calciare. No. Pallone respinto, va ancora lì. Intercetta l'ennesimo tiro avversario. Arriva la sostituzione. La mette in mezzo. Possono ripartire, attenzione. Intercetta un buon pallone, attenzione. Bravissimo Darmian, il nuovo fenomeno del calcio italiano. 83esimo, dai, chiudiamo 2-0 che è importante. No. Prova a far partire il tiro. Conclusione intercettata bene dal portiere. Ottimo Gigio. Entra Ismaili. Corner battuto in mezzo. Spazza via questa palla. Chiesa. Una grossa chance qui, Attenzione ragazzi, Chiesa ha bruciato chiunque. Ciao. Mamma mia che Italia. Almeno così crediamo. Quasi impossibile la rimonta a questo punto. Ci sarà un minuto di recupero. E intanto la prima è vinta. L'Italia si prende la vittoria. Godo. Pareggia la Spagna. Bene, dai, devo vincere così. Dai, dobbiamo vincere così passiamo alla terza, la simuliamo. Vai. Contro la Spagna sarà leggermente dura, però, ma proprio leggermente. Alla Schalke Arena. Gara che potrebbe regalare l'accesso alla fase eliminazione diretta, massima concentrazione. Dai. Si gioca in un'arena Schalke al limite del tutto esaurito. La passione per il calcio ancora una volta non conosce confini. No, non ci sono confini, Beppe. Ovviamente Daniele Dani. Siamo alla seconda giornata di questa fase a gironi di Euro 2024. L'attenzione di Chiesa è veramente devastante, Fioi. La qualificazione dopo aver rotto il ghiaccio all'esordio. Sfida molto interessante tra Spagna e Italia. È la partita che potrebbe dar loro il pass per gli ottavi di questo europeo. Serve una vittoria per se vinciamo siamo sicuri del primo posto, ampiamente alla portata di questa squadra, Pier. A patto però che scendano in campo con la cattiveria e la determinazione. Proviamoci. Spagna che si schiera così dall'inizio. Michel Merino Sasson insieme a Rodri nella zona centrale del campo. In avanti, occhi puntati su Morata, schierato come unica punta. Morata, innamorata. No, Torres. Ah, che gol di merda che ho preso. Trovano subito il gol che sblocca la partita. Partenza a razzo per loro. Brutto gol subito. Il cucu. Michel Merino. La Spagna purtroppo non è l'Albania. Michel Merino. Riconquista un pallone importante. Ottimo, vai Barellino. Barella. Barella che
Fallo. Niente, ovviamente niente. Mikel Merino entra in modo perfetto. Vai Scamacca. Fiori. No. Fucaf. Dani Olmo. Pedri. Zio Ken. Ferran Torres. Grande Di Marco, no. Che sfiga. Jesus Navas. No, il 2-0 però. Bravissimo. Bastoni però. Rodri. Pedri. Pedri e Almodovar. Ecco Dani Olmo. Occhio a Chiesa in posizione Vai laterale. Chiesa, Chiesa non sbagliare. Chiesa non sbagliare. Occasione d'oro questa. Barella. No, ho sbagliato io. Primo tempo che scorre via, punteggio che sorride agli avversari, ma hanno dimostrato di avere comunque le qualità per riprendere. La differenza tra le due squadre è minima, Pier. Potevano essere loro davanti e non ci sarebbe stato nulla da ridire. Dunque, vietato perdersi d'animo. L'unico aspetto che mi ha lasciato un po' perplesso è la tenuta difensiva. Attenzione, non ho detto i difensori. Ma dai, rigore. Azione di rigore per la Spagna. Vergogna pura. Hanno lasciato di Morata lo sbaglia. vantaggio. No, Rigore che... trasformato con scavetto, potenza. ma fa... Fischia l'arbitro, si esaurisce qui la prima frazione di gioco. Non ho parole. Si torna a giocare, risultato che penalizza l'Italia. Male, male, male oggi, Una prestazione diversa degli azzurri. Direi che sarà dura vincere europei. Bravo Di Marco. Gianluca Scamacca. Ma no, così. Si è capito a chi volesse dare. Ecco il prossimo incontro che gli appassionati potranno seguire in diretta sempre qui su EA TV. È in diretta e È in una di quelle esclusiva. partite che non mi perderei per niente al mondo. Non sto più nella pelle. Bella lezione di calcio dei spagnoli. Guarda che roba, Fiori. Prova il Cezza. pallonetto delizioso. Mamma che non ha mia. lasciato scampo al portiere. Si riparte con la Spagna che Dopo lo adesso 3-0 prende l'Albania mi la sta finale, si è surclassando portata la tutte le Spain. Ah, peccato. Dai Chiesa. Niente da fare. Ecco Cucurella. Mikel Merino. Cucurella. Palla per Dani Olmo. Palla per Occhio. Pedri. Bravi. Recupero dell'Italia. Fallaccio. Attenzione all'intervento dell'arbitro. Vediamo Ma se manco sta un gol. cartellino. Per la differenza reti, che cazzo però. Chiesa. Non ci voleva sto 3-0. Di Lorenzo. L'appoggia ancora su Chiesa. Gioca la palla dietro. Vai, Pelle. Attenzione, occasione. Ma che tiro è? Mamma mia, oh. Il grande calcio non si ferma, questo è il prossimo match che potrete seguire sempre qui sulle frequenze di EA TV. Ho visto in azione entrambe. Ammetto di essere rimasto sorpreso. Bravissimo. Dai meno un gol, Chiesa. Possono darcene una dimostrazione anche nella Chiesa. partita. Gollazzo. E fa un cuore. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Mikel Merino. Serve Morata. Innamorata. Ha spazio davanti a sé. Può segnare da lì. Super. Mamma mia, oggi Spagna show. Sostituzione della Spagna. Spagna show, ragazzi. Qui la Schalke Arena. Ha rischiato, ma è un grande intervento. Efficace qui il tuffo. Ancora Donnarumma. Che Spagna, signori, che Spagna purtroppo.
No, ma cosa fa? Occasione da sfruttare. E vabbè, Mezzo però gol. dormono i miei, Sicurezza, però, sono avanti di 3 adesso. Mamma mia, che Intercetta il schifo. passaggio e recupera il pallone. Spagna buggata, signori. Ancora 2 minuti da giocare. Attenzione a Morata. Guarda che roba! E c'è il gol e adesso sono Non ho 4 parole. reti di vantaggio. 5-1. Arriva Bah. il triplice fischio dell'arbitro che sancisce. Dobbiamo veramente far mea culpa perché giocare così male è inaccettabile. Dobbiamo vincere, se no siamo fuori. Dobbiamo vincere, se no siamo fuori. All'Ipsia Stadium. Sono i padroni Vai. del proprio destino. La vittoria di... Serata che promette molto bene, si affrontano due squadre abituate a giocare a viso aperto, senza troppi tatticismi, e dovrebbe uscire fuori una gara divertente. Non abbiamo alternative, partita senza appello. È il terzo e ultimo appuntamento per loro nella fase a gironi di Euro 2024. Duello tutto da seguire tra Croazia e Italia. È la partita che potrebbe dar loro il pass per gli ottavi di questo europeo. Serve una vittoria per blindare la qualificazione al prossimo turno. Bravo. Obiettivo Dai. ovviamente alla portata di questa squadra, Pier. A patto però che scendano in campo con la cattiveria e la determinazione giuste. Avanza Kramaric. Occhio. Brozovic. Croazia che non è scarsa, assolutamente. Kovacic. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Si oppone con sicurezza qui il portiere. Sveglia Italia, grazie. Contrasto efficace. Croazia show. Maier. Formazione Da ospite che ha la far. possibilità oggi di centrare la qualificazione aritmetica alla prossima fase. 3 punti li separano dalla qualificazione alla fase successiva. Sì, vogliamo solo vincere. Per quanto hanno fatto vedere nelle Che precedenti col giornate. pareggio, non lo so, tra meglio delle terze, non ci credo. Chiesa. Chiesa. Siamo un po' illusi dopo la prima partita. Non può sbagliare da lì. Gol, ciao. 1-0 e adesso vedremo se cambierà la partita. Bravo Pelle. Si ricomincia con la Croazia che dovrà annullare lo svantaggio. Occhio a Brozovic. Lorenzo Pellegrini. Shootalo. Shootalo. Tocco per Maier. Attenzione a Maier. Attende il momento giusto per scaricare il pallone. Ha saltato l'avversario. Kovacic. Bravo. Portiere, a dire di no. Ottimo il pressing qui. Recupera un gran pallone nella metà campo. Mamma mia quanto soffriamo. Ancora, zio Ken. Prova la pareggiata. Quanti errori. O quanti orrori. Kovacic. Intervento da manuale. Molto bene. Barella. Bare. Scamacca. 2-0, signor Scamacca. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Grande uomo Scamacca. Grande campione. Perisic. Perisic ha spazio. Niente, siamo forti con le, tra virgolette, piccole, ma dopo con le big, so cazzi. Barella. Barellino. L'errore Niente. banale di Barella. Vai. Arriva il fischio dell'arbitro che decreta la fine. Poteva andare meglio, ma poteva andare peggio sto girone, perché quel 5-1 con la Spagna è troppo pesante. Di gara. Purtroppo. Usa bene il fisico qui. Va sugli esterni la Croazia. No. No, dai, non prendiamo. Accorciare le distanze, attenzione. Fissando Donnarumma.
Chiama in causa Maier. Kramaric. Ottima lettura Vai. difensiva. Occhio al tentativo in campo aperto. Chiama in causa Maier. Brozovic. Modric potrebbe trovare spazio. Donnarumma, ma il pallone è ancora lì. Occhio a Modric. Palla che sbatte sul corpo del difensore. Non ci credo, ma che gol abbiamo preso. Lavoro questo. Punteggio cambiato, siamo Da quasi al nonno palo di Perisic prendiamo un gol stupido, adesso siamo di nuovo in sofferenza. Che palle. prova a venire avanti. Manovra interrotta, possono rifiatare. Devono stare pericolo molto, scampato. molto attenti. Perché sbagliano anche loro. Cedono la touche, sarà La touche. rimessa per gli azzurri. Va via in velocità. Bare. Barella. Nessun No. problema per il portiere su questo cross. C'è campo per Chiesa. Molto bene, vai Dilo. Vai Di Lorenzo. Peccato. Spinge il portiere, ma il pallone è ancora lì. Chiesa. Azione curiosa dell'Italia, ma usciamo bene Di Marco. Hanno rischiato grosso pochi istanti fa. Ma Restano perché sta veloci, stronzata? ma il merito è tutto del portiere, che ha sfoderato un intervento d'applauso. Marcelo Brozovic. Marcelo Brozovic. Modric. Riceve Gvardiol. Bravissimi, dai. Mancano 9 minuti, per piacere, chiudiamola. Barella. Si invola Barella, si invola Barella, si invola Barella. Occhio a un pallone importante. Grandissimo gol, e la chiudiamo. E c'è il gol. E adesso sono a +2. Bravi raga, bravi raga, bravi raga. Modric. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Gvardiol. Erlich. Occhio a Brozovic. Finisce qui. Ecco, ci qualifichiamo. La pista azzurra, abbiamo Dai. conquistato l'obiettivo, il primo di questo europeo, la qualificazione alla fase a eliminazione. Dai, già qualcosa. 6 punti più della realtà, godo. Secondi ovviamente, adesso vediamo contro chi siamo. Abbiamo Italia-Ungheria, si può fare, si può fare, si può fare. Vai. Quanti minuti siamo? 23 minuti, dai. Partita che promette adrenalina. Sarà una partita, sarà un video lungo, ma fotte sega all'Olympia Stadium. Sono con Lele e Dani e siamo pronti per questa sfida valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024. Partita che promette spettacolo, tutti gli ingredienti per rimanere Chiesa, incollati davvero fino Chiesa. al fischio finale. Gara che vede Bravo impegnati Chiesa, ma Ungheria Gulacsi, e o Gulacsi, Italia. Conclusione sbaglia tutto, o Gulasci. attenzione. La recupera Chiesa, Chiesa. Non ci credo. L'intervento Tira. non è finita. Inizio un po' pittoresco di partita. Credo che debba aggiustare un po' la mira. Questa è la formazione con cui scende in campo l'Italia. Combatteremo fino Lorenzo alla Pellegrini insieme a morte. Barella al centro e i due attaccanti dai quali ci si aspettano gol e movimento pericoloso. Scusate. Bravo Cala, passo la Fiori. Barellino, Barellino. Per Pelle. Pellegrini. Pellegrini vede bene Scamacca. E c'è il gol. Italia 1, Ungheria 0. Manovra palla l'Ungheria col punteggio che penalizza Combatteremo fino alla morte. Szoboszlai. Punta la porta. Ottimo. Difesa protagonista, qui recuperano palla. Chiesa. Occhio. Ole. Serve Barella. Di Lorenzo. Pallone in mezzo Vai. verso Chiesa. Porca miseria, cosa mi ha preso?
È una bella Italia, contro le squadre più scarse giochiamo bene. Il problema è contro la Spagna che ha preso 5 gol, 5-1 Pellegrini. Super qui il portiere. Corner in area. La mette fuori. Barella. Prova la conclusione. Non è... Mamma mia, Giampaolo Barella, signori. Nicolò Giampaolo Barella, che roba. Che show. Spettacolo, spettacolo. Lang. Schäfer. Sciallai. Porta palla Sciallai. Efficace la pressione della difesa, recupero del pallone. Lang. La. Grandissimo, Scamacca, Ska. Occhio al pallone giusto. Chiesa, boom boom, 2-0. Con l'Italia, però è vero che con la Spagna abbiamo perso talmente male che l'europeo mi sembra improbabile. Però è bello giocare con l'Italia, per quanto quest'anno sia una delle rose peggiori della History of Italy. Sentite ragazzi che pronuncia, che cume, che roba, che classe. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. Si fa spazio. Szoboszlai. Schäfer. Probabilmente salva il risultato con questa super entrata. Bravi. Arbitro che manda tutti negli spogliatoi. Tanto la Germania distrugge l'Inghilterra. Combatteremo fino alla morte. Occhio. Vai Cala. Oh, che brutto sto passaggio. Aiuto. Pericolo che svanisce. Occhio al contropiede. Di Lorenzo. Gianluca Scamacca. Niente. Ottima lettura difensiva. Occhio Fioi. Schäfer. Varga. Prova il tiro. Bravo Donna. Senza problemi. Salvataggio. Italia spettacolare. Di Lorenzo. Mamma mia. Intervento deciso, concede solo la touche. La touche. Formazione di casa che sta facendo valere il fattore campo, come evidenziato anche dai numeri, però questo possesso fino a questo momento è servito a poco. Manca l'ultimo passaggio per liberare il giocatore al tiro. Finora la difesa avversaria ha avuto vita facile. E qua è il tecnico che deve inventarsi qualcosa se vogliono rimontare. È difficile portare a casa un risultato positivo se non cambiano atteggiamento. Certamente Lele, fin qui circolazione così, adesso dobbiamo pure fare attenzione a questa iniziativa avversaria. Occhio Fioi. Orban. Gulazzi. Pallone che torna in possesso degli avversari. Lang. Bravissimo Chiesa. È tutto solo. No, ho sbagliato. Conclusione debole. Cumulativo. Il portiere. Ancora un quarto d'ora da giocare. Chiesa. Di Lorenzo. Sciallai. Attento in questo frangente, recupera palla. Occhio. Bellissimo, mamma mia, ragazzi, un gol lo prendiamo sempre, zio Ken. Che palle. Occhio, non stiamo dai supplementari, grazie. Lang. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Ole. Provano gli azzurri.
Scamacca. Occhio perché questo può essere il pallone giusto. Bruttissimo. Per blindare la vittoria, ma l'ha sprecata. Potevano chiuderla qui e invece dovranno soffrire fino alla fine. C'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco. 2 minuti. E la portiamo a casa. Scamacca. Scamacca per Barella. Barella, bello. Finisce qui. Dai, siamo ai quarti. Gli azzurri successo di misura Godo. Adesso abbiamo Danimarca-Ucraina. Contro la nostra Ucraina di Shevchenko. Godo. Questa bisogna vincere, Dobbiamo volare in semifinale. E con l'Olanda purtroppo è andata male. Ma... pazienza. EA Sports pronta a offrirti le emozioni del grande calcio direttamente a casa. Vai Beppe. Protagonista. Ukraine vs Italy alla Düsseldorf Arena. Lo spettacolo del grande calcio si gioca questa partita dei quarti di finale e ovviamente è una partita dentro o fuori ha un obiettivo, quello delle semifinali alla portata di entrambe, soltanto una però Occhio. potrà proseguire il cammino. Si incrociano Ucraina e Italia. I quarti di finale si sono rivelati spesso uno scoglio fatale per molte partite. Mamma mia. Dubbi, sarà calcio di rigore. Cosa? Possono passare in vantaggio. Il miracolo del Grazie Gigio. Vabbè, era un rigore troppo inaccettabile, dai. Ma perché va di là? spazza via il pallone. Corri, Cume, corri. Si libera la grande. Cesa. Hanno un'altra possibilità. Golazzo, mamma mia. Rigore sbagliato. Gol. Subito. Riprende la gara con l'Ucraina sotto di un gol. Godo. Matvienko. Sigankov. Stepanenko. Non è mai fallo. Comunque gli hanno regalato un rigore, raga. Abbastanza afrodisiaco. Ha spazio per andare. Pellegrini no, ho sbagliato. Hanno cercato di allungare, ma il pallone è terminato fuori. La squadra avversaria sta lasciando troppi spazi e loro giustamente ne approfittano. Gestiscono male questo possesso. Mikolenko. Ecco Modric. Ottimo il pressing. Grandissimo qui. Barella. Un gran pallone. Cattedrale, il nostro cattedrale. Scamacca. Mamma mia, che azioni, signori. Che Italia. Raddoppia il vantaggio. Punteggio che è cambiato, ora conducono. Dai, l'ha lasciata fino alla vittoria, voglio. La pretendo, signori, la pretendo. Sigankov. Matvienko. Voglio la rasciata della vita. Ha spazio per andare. Difende palla in attesa che arrivino i compagni. Può segnare da lì. Ah, che brutto gol che ho subito. Certezza sul risultato della gara. Fu CAF, signori. Siamo sul risultato di 2-1. Scamacca. Anale l'errore degli azzurri. Ecco Modric. Primo tempo che si avvia alla conclusione, grande incertezza anche del risultato, l'Italia conduce, ma la partita ha ancora molto da dire. Sì, Pier, ma è un risultato che non consente di fare calcoli. Qua bisogna pensare a giocare al calcio, magari ad aumentare il vantaggio per portarsi a distanza di sicurezza dalla formazione avversaria. Un solo gol di margine è troppo pericoloso, perché poi basta un episodio per riaprire la partita. Occhio. Intervento da manuale. Bravi. Alla lunga Ska difesa. per Macca. Sprecare questa opportunità. Ciao. E c'è il gol, aumentano il proprio vantaggio, grande prestazione. Grandi, ottimo primo tempo, Fiori. Primo tempo. Comincia la seconda frazione con gli azzurri avanti all'intervallo che dovranno mantenere lo stesso livello di concentrazione. E lo terremo sicuramente.
Barellino, Barellino. Prova i pensieri del Mamma mia. Arriva anche il gol del più Questo tiene. è un gol sublime. Sembrano davvero inarrestabili. Capelli bianchi per Barella invecchiato in un minuto. Il gol ci viene mostrato da un'altra Che inquadratura. gol, fioi. Guarda l'esecuzione, è perfetta, Pier. Abbiamo coordinazione, potenza. Annichilita l'Ucraina e battere l'Ucraina così, con La gioca 3 gol di Zinchenko. scarto ai quarti di finale, può portare fortuna in Germania poi. Potrebbe essere lo stesso destino, chissà, lo scopriremo tra poco, ma solo su Commendone Television, non mancare. Recuperano bene palla. No, Ha la palla buona. Si salva qui il portiere. comunque se penso al rigore regalato, raga. Occhio al corner. Al Pazza via corner, questa palla. fallo, Applica il vantaggio qui l'arbitro. Pallone che resta all'Italia. Chiesa, A campo Chiesa, a disposizione. l'Ucraina non esiste più. Pellegrini. Grande tempestività di questo intervento. Occhio al tentativo in campo aperto. Possesso gestito Dai, male, fioi. buono il recupero. Lascia sul posto il proprio avversario. Stepanenko. Bravissimi. Riconquistano il possesso recuperando il pallone. Pellegrini, 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 Di Pellegrini. Lorenzo. Palla che arriva sul secondo palo. Palla messa bene in aria. Ci divertiamo Portata adesso, di tutti. ancora cross. Nessun Porca problema qui, miseria. conclusione debole e centrale. Non un granché questa conclusione. Sembrava No, una un bella pareggio merda in realtà. Olè. Tra poco ragazzi iniziano le Olimpiadi, e qua sì che il Cume avrà una copertura di 360 gradi. Può mettere da lì. Conclusione intercettata bene dal portiere. Si preparano al cambio. Cominciamo proprio il giorno delle Olimpiadi stavolta, Impeccabile lettura difensiva. Ha spazio per andare col pallone. Porca miseria. Bravissimi. Scamacca si invola verso l'Eternity. Scamacca verso l'Eternity. Madonna. Che Italia oggi. È stato molto bravo qui il difensore che ha risolto una situazione complicata. Cosa fa l'Ucraina? Combatteremo fino alla morte. Ancora 3 minuti da giocare. Zinchenko. Ottimo. E si va in semifinale. La grande gioia azzurra. Siamo in semifinale in questo Euro 2024. Magari. Ok, adesso abbiamo teoricamente la France. Non ci credo invece la Croazia, dall'altra parte Portogallo, Italia, Croazia, li abbiamo già battuti. Nulla ha senso, Beppe, nulla ha senso. Vai. Riaffrontiamo i croati per la finale di Berlino. Al Dortmund Stadium. Bellissimo. Ovviamente i destini delle due squadre in campo oggi sono soltanto un posto in palio per la finale di Euro 2024. C'è tensione. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Per dirla con John Belushi, e la partita di oggi viene a conferma. Raga, abbiamo già vinto con la Croazia. Per piacere, voglio la finale di Berlino. Si potrà andare a giocare le chance di titolo. Sono con Lele Dani pronti per questo attesissimo match. Duello tutto da seguire tra Croazia e Italia. Non esistono favoriti in una semifinale di campionato europeo, Pier. Può succedere di tutto in questi 90 minuti e magari oltre. Speriamo solo ne venga fuori una partita aperta, ben giocata, e che l'importanza della posta in palio non pesi troppo sulle gambe e sulla testa dei 22 protagonisti. Occhio. Croazia che manda in campo questa formazione. Kovacic insieme a Modric come interno di centrocampo. Attacco con Occhio. Kramaric. No, mamma mia, che l'ho rischiata, qua.
Questa è una semifinale, Beppe, no? A partita del girone. Alla fine la Croazia è passata come miglior terzo. Occhio qui. Pelle. Potenziale di No. offside, non ha dubbi qui l'arbitro. Legge bene la traiettoria qui. Occhi puntati su Kramaric che potrebbe Il decidere il Krama. match con la sua prestazione e con i suoi gol. Da un giocatore del suo calcio alla palla, buono, occhio. Buono Grande intervento del Gigio. portiere. Stiamo un po' soffrendo, eh. Chiesa. Vai Chiesa. Chiesa se ne va. No, ragazzi, Chiesa è velocissimo. Occhio al pallone per il possibile Gol. 1-0. Hanno trovato il primo gol del match, può essere importante anche dal punto di vista psicologico in questa semifinale. Dai ragazzi, che la portiamo a casa, speriamo. Stanisic. Gianluchino, Gianluchino, Gianlucaccio. Occhio a Brozovic. Può tenerla Kramaric. Entra deciso, gli porta via il pallone. Dai l'1-2 micidiale. Fuori gioco. Sale la bandierina, un peccato per loro perché era un'azione interessante. Anticipato troppo il movimento per prendere in contropiede la difesa, finendo in offside. Recuperano bene il pallone. Bravo Bare. Chiesa. Cesa. Cesa. Traversone nel mezzo. Oh. Gioco prosegue. Vai Pellegrini. Passaggio così questo. Occhio a Brozovic. Servito Kovacic. Bravissimo Scamacca, incredibile Ska. Incredibile Ska, incredibile. Facile per lui. Grazie anche alla Che Italia. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Finora il disastro solo contro l'Espana. 5 gol in 6 partite per Chiesa fece. Vardiol. Occhio a Brozovic. Tocco per Maier. Perisic. Chiama in causa Maier. Di nuovo su Perisic. La cavalcata azzurra, signori. Finisce la prima frazione. Comincia la seconda frazione con gli azzurri avanti all'intervallo che dovranno mantenere lo stesso livello di concentrazione. Vai Fioi. Si mette sulla traiettoria e fa su il pallone. Vai Ska. Provano a salire. Ska. Ah. Si ripartirà con un tiro dalla bandierina. Fa il suo ingresso in campo dalla panchina. Non ci credo. Parata del portiere sul colpo di testa. Palla nuovamente in calcio d'angolo. Vai. Fuck off. Marcelo Brozovic. Occhio a Brozovic. Stanisic. Va verso il centro. Kovacic. Tocca su Kramaric. Hanno tentato di rientrare in partita con questo tiro, ma il pallone è uscito. Mamma mia. Di 2 gol, devono continuare a spingere così in fase offensiva. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Prova ad attaccare l'Italia lateralmente. Bravissimi. Bare. Barella. Crossa in mezzo. La parata, Dai. ma il pallone è ancora Madonna. lì. Allontana, spazza il pallone. Di Lorenzo. Prova il cross a testa alta. Tentativo letto bene dal portiere che esce e blocca senza problemi. Vlasic. Addomestica il pallone Modric.
Pasalic. Palla per Cazzo. Pasalic. Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. Vai Barella. Occhio qui alla ripartenza. A metri. Barella, Barella. Hanno un'occasione Non ci per credo. segnare. Scusate ragazzi, ma sono già con la testa alla finale che sarà un po' dura. O Portogallo o Germania. C'è il pressing. Sembra che è stato un cammino anche tranquillo. Certo, dopo il 5-1 con la Spagna ero convinto veramente di uscire presto. Certo, ho trovato squadre non irresistibili nel mio cammino, questo bisogna dirlo. Di Marco no. La colpita troppo sotto, qui palla sopra la traversa. Anche perché da quella posizione ci vuole una grande sensibilità per tentare una giocata del genere. Ci vuole una grande sensibilità. Pellegrini. Gol, no. Con il corpo l'ha tolta dalla porta. C'è la touche, la rimessa. La touche. Ecco il passaggio. No, ma sono... Madonna, ma che azioni fo? Ma che azioni fo? La gira su Scamacca. Respinge ma non è finita. Palla profonda per Chiesa. L'azione sfuma. Raga, vogliamo in finale. Mo, so cazzi. Mo, so cazzi. Conquista anche il penultimo ostacolo e dunque vola in finale per difendere. Non ho parole. Germania versus Campionato europeo Italy. si prepara a mettere l'ultimo verdetto. È la partita che incoronerà la nuova regina d'Europa. Tensione devastante. Ci auguriamo di grande spettacolo calcistico. Buttate via il telecomando, rimanete con noi. C'è tensione, Beppe. Si torna a Berlino dopo il 2006. Italia-Germania contro la squadra di casa. Speriamo bene, Beppe. Speriamo bene. Calma. Con la Spagna abbiamo perso 5-1. Siamo contro un'altra big. Vediamo. Perché si prepara a emettere oggi il verdetto più atteso. Oggi conosceremo il nome della nuova regina d'Europa. Gol e spettacolo assicurato. Forse l'Italia vince il secondo europeo consecutivo, terzo della sua history. È il momento di far parlare il campo. Devono dimostrare coi fatti di essere la nazionale numero 1 d'Europa. Speriamo solo ne venga fuori una finale spettacolare all'altezza di questa splendida cornice di pubblico. Diamo uno sguardo all'11 di partenza della Germania. Per questa sfida hanno scelto No. Füllkrug. Bravo. Ha messo una pezza qui il portiere. Si aggiusta il pallone, tutto pronto per il corner. Sale Müller. No! Ottimo il tuffo del portiere. Madonna, Donnarumma ha fatto un miracolo, ma che rischio. Vedi, contro le big soffriamo. Ah, morti. Bravo Dimash. Pellegrini, contropiedone, contropiedone. Vedi, il problema è questo, che avevamo giocatori... No. Guarda che sbaglia! Incredibile! Tira! Non ci credo. Non ci voglio credere. Barella l'ha messa. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Musiala. Jorginho. Perdiamo tempo, Beppe. Palla consegnata a Barella. Palla vagante. Kimmich. Dai, Fioi. Servito Thomas Müller. Palla recuperata dagli avversari. Attenzione, Chiesa. Peccato. Mamma mia. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Jorginho. Combatteremo fino alla morte. Pellegrini. Abbiamo superato bene il primo avversario, pronto il raddoppio di marcatura per il recupero. Occhio, Fioi. Musiala. Sentite il coro, Deutschland, Deutschland. Füllkrug.
Avanza la Germania. Attacco che sfuma, merito del buon lavoro difensivo. Vai Fioi. Su Scamacca. Pallone per Pellegrini. Tocco per Wirtz. Antonio Rudiger. Wirtz. Ho rischiato qua il cartellino. Finiscono i primi 45 minuti. A 45 del sogno contro la Germania, che su partite tra europei e mondiali tecnicamente non aveva mai perso, perché nel 2016 è finita in pareggio. Abbiamo perso solo i rigori, quindi per la FIFA o la UEFA è pareggio, ma tra tutti i mondiali ed europei non abbiamo mai perso in una fase finale contro la Germania, e godo. Germania che prova a sfruttare le fasce. Possesso per la squadra avversaria. Barella, della super classica del calcio europeo. Brown. Dai, portiamola a casa. Kimmich. L'arbitro lascia giocare. Vantaggio per la Germania. Possesso tedesco. Darmian. Chiesa. Vai Cesa, Cesa. Appoggio su Rudiger. Andrich. Tentativo di chiusura. Bravo. Sul portatore di palla. Vai. Peccato, rigore. E niente. 20 minuti, dai Fioi. Fallo grosso. E dai, il rosso vuoi? Cagare. No. Occhio Beppe. Mamma mia Dolla. Grazie Dolla, attenti però. Senso della posizione, c'è tutto in questa parata. È pronta la sostituzione. No. Ara? Prova a far partire il tiro. Deviazione provvidenziale. Fioi durissima. Questo mi fa paura. La tocca su Ebrechan. Palla per Wirtz. Non si fa sorprendere. La Germania domina adesso purtroppo. Butta via. 9 minuti. Sul fondo si ripartirà con la rimessa. Gestiamo un po'. Perdono palla. Vai Fioi, vai. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Barella. Palla in out, sarà rimessa per la Germania. 3 minuti. C'è sostituzione della squadra tedesca. Antonio Rudiger. Andiamo a casa. Andiamo con la coppa, Beppe, ti prego. 2 minuti, buttalo giù. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Giallo per Dar. La mette in mezzo. No? Ti prego. Campioni d'Europa e vaffancuore. Con l'Italia ce la facciamo. Guardali. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Straordinario di un grande lavoro, di una grande compattezza. Anche in questa occasione abbiamo dimostrato di dare il meglio nei momenti di difficoltà, Pier. Abbiamo tirato fuori quel carattere, quella grinta, quella voglia che hanno fatto la differenza. C'erano altre nazionali più belle da vedere, altre più quotate per la vittoria finale.
ma alla fine il cielo si è Purtroppo sono immagini che non, che non vedremo in questo Euro 24. Ed eccolo qui, il momento più bello. Alzalo, alzala Paolo, alzala. Raggiunge i massimi livelli, perché siamo ancora campioni d'Europa. Dopo Wembley, questa notte tedesca così bella. Siamo pronti a vedere il capitano alzare la coppa. Alzala Gigio, alzala. Sentirci una volta ancora campioni d'Europa. Oh. A questa squadra, a questo Vabbè. Direi che siamo andati ben oltre le aspettative, Pier. Grandi ragazzi. Purtroppo solo a livello virtuale. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ci lasciamo così. Ciao! È il momento del festeggiamento.